Assessore Ariolo, parliamo dei buoni spesa, cosa sta succedendo? Un po' di confusione, facciamo un po' di chiarezza. Sono stati messi in distribuzione dei buoni spesa che derivano dal fondo nazionale, dai residui del fondo nazionale che erano avanzati dalle distribuzioni precedenti, e quindi abbiamo deciso di redistribuirli. Non va fatta confusione con i fondi derivanti dal finanziamento regionale, quelli per i quali sono state presentate delle domande adesso che sono scadute da poco, per le quali invece domande si sta lavorando per diciamo, fare la stima e la quantizzazione delle domande accettabili e l'assegnazione dei fondi, per cui quelli ancora non sono iniziate le distribuzioni, inizieranno a brevissimo, però questi che stiamo dando invece sono dei fondi nazionali, per cui nessuna confusione, cerchiamo di tenere distinte le cose. E questi fondi, diciamo, sono già in distribuzione, sono già stati caricati nel portafoglio elettronico, cioè nella tessera sanitaria, e sono stati già inviati i codici con i quali si può andare presso i supermercati convenzionati a fare la spesa e pagare con il sistema elettronico. Nei prossimi giorni invece, ripeto, nei prossimi giorni saranno erogati gli altri buoni spesa derivanti dai fondi regionali, ma non c'entrano in questo momento con quelli che sono in distribuzione. Io invito pure tutti quelli che sono beneficiari di questi fondi, che sono quelli che diciamo, sono a reddito zero, per cui derivano dalla prima domanda che è stata presentata ad aprile, e nel caso in cui avessero nel frattempo ricevuto degli altri finanziamenti, delle altre indennità tipo reddito di cittadinanza, tipo cassa integrazione o altro, di astenersi dallo spendere questi soldi, perché ovviamente ci saranno dei controlli, così come ci sono in corso e così come ci sono stati, dei controlli susseguenti che ovviamente andrebbero a verificare questa incongruenza e scatterebbero delle sanzioni.